Siamo qui con Enrico Mariotti, mister dello Scandiano, e per me è un onore intervistare Enrico perché da anni lo seguo, lo considero uno dei migliori giocatori italiani e voglio cogliere queste occasioni per chiedergli una mia curiosità. Enrico è stato l'unico, mi risulta, atleta italiano che è andato a giocare al Barcellona in tutti gli sport. E c'è stato un po' diciamo così, una cosa anomala. Lui si è presentato al Barcellona con la sciarpa della Juventus. E questa cosa è uscita anche al País. È vero? Mi racconti un attimo cos'è successo in quella situazione? Ma era la... Si giocava la finale della Coppa Intercontinentale e subito successivamente poi c'era il Barcellona di calcio che giocava in casa, quindi al palazzetto c'erano circa 7-8 mila persone. La partita è andata molto bene e nel vincere il trofeo praticamente è successo che 15 giorni dopo c'era Juventus Real Madrid di Coppa Campioni, che poi la Juve ha perso, purtroppo. E in quell'occasione a Barcellona chiaramente i rivali tifavano per la Juve e quindi tifavano contro il Real Madrid. C'erano tanti tifosi che avevano le sciarpe della Juve, lanciarono questa sciarpa della Juve, io sono tifoso juventino e ho raccolto questa sciarpa e insomma l'ho insegnata un po' a tutto il pubblico e praticamente era la mia squadra, mi è sembrato un gesto spontaneo e normale, non ho pensato troppo alla rivalità con Real Madrid e in quel momento è chiaro il palazzetto è impazzito. Tutte le telecamere, tutti i giornalisti, tutti addosso e si è creato un caso abbastanza diplomatico perché nella sera già tanto il presidente dello Espanyol come il presidente del Real Madrid, che all'epoca era Sanz, eravamo insomma, in una trasmissione radiofonica con Madrid e ci fu un caso abbastanza politico, chiaramente io lo feci in una forma naturale, senza troppo pensare alla Coppa Campione di calcio, quindi il giorno dopo su tutte le testate giornalistiche ero in prima pagina con questa sciarpa, con la maglia del Barcellona, insomma fu una cosa molto oggi divertente, in quel momento anche un po' mi colse di sorpresa perché non ero Sì, ti abituato. sentissi un po' in imbarazzo Beh, mi forse? sentivo al centro dell'attenzione come se avessi fatto chissà cosa. In realtà ero un italiano che per la prima volta, il primo italiano che ha vestito la maglia del Barcellona, che giocava, che vinceva, tifoso della Juve, delle coincidenze alle quali io non avevo fatto caso, però questo ha suscitato tanto parlare e poi tutto è finita che la Juve ha perso. Bene, così sono stato contento che mi ha raccontato questo Ma aneddoto ci perché avevo questa mancherebbe, curiosità. sono cose simpatiche. Veniamo un attimo alla partita. Partita mai in discussione, lo Scandiano è sceso in pista ben quadrato, possesso palla, siete andati in vantaggio. Ho visto che ogni volta che alzavamo il ritmo vi chiudevate bene e ripartivate, quindi nulla da dire sul risultato, un 3-1 che secondo me ci sta, forse qualche errore di troppo da parte degli attaccanti biancorossi. Come l'hai vista tu questa partita? Sì, in linea di massima questa è una disamina direi giusta, credo che abbiamo tenuto un equilibrio tra il nostro modo di difendere e il nostro modo di attaccare, un equilibrio importante che ci ha dato diciamo, un po' il dominio su tutta la partita. Abbiamo rischiato sullo 0-0 delle situazioni difficili, abbiamo rischiato di prendere il gol, è stato bravo il nostro portiere, è stata brava la difesa e, e poi è chiaro gli abbiamo fatto male nelle ripartenze e questo ci ha permesso poi di gestire ancora meglio la partita dove non avevamo la necessità di rischiare grandi cose, abbiamo sempre cercato di fare un ulteriore gol per chiudere la partita e stare più tranquilli. È arrivato il 3-1, lì credo che poi loro hanno forse smesso di crederci. Entrambe le squadre abbiamo preso dei pali che potevano cambiare il risultato del tabellone, però credo che la partita sia stata giocata molto bene da parte nostra e contro una squadra che io reputavo e reputo una squadra complicata, difficile, che ha un mix di giovani, di esperienza, di qualità e che sanno interpretare bene l'hockey, quindi
era per noi una partita importante per il nostro proseguo. Una vittoria che vi consolida il vostro terzo posto. Cosa sta puntando lo Scandiano? Sì, ci consolida anche perché ho visto che il Seregno ha perso in casa con il Montecchio 5-1. Credo che è un campionato molto equilibrato questo girone, dove ci sono 6-7 squadre, per non dire 8, secondo me più o meno tutte dello stesso livello. Credo che il Breganze e il Correggio abbiano un qualcosa in più. Credo che qualche squadra non ha espresso ancora il suo massimo potenziale. Noi ora siamo lì in quella situazione, ci piace stare lì, fare il nostro. L'obiettivo è quello di migliorare giorno per giorno, perché in realtà abbiamo una squadra di ragazzi giovani, tranne Beato che forse, anzi è quello più veterano, ma il resto della squadra sono giovani, devono crescere, credo che stanno crescendo individualmente, questo si nota nei risultati e questo è il primo obiettivo nostro. Poi siamo nei playoff, se ci arriviamo e ci manteniamo nei playoff arriveremo in fondo e ce la giochiamo con chiunque. Penso che abbiamo la possibilità di farlo, però bisogna continuare a lavorare, stare umili e concentrati su tutti quegli aspetti che per noi poi fanno la differenza e ci permettono di giocare partite come questa. Bene, allora un in bocca al lupo a Mister Mariotti e allo Scandiano. Grazie, un in bocca al lupo anche a voi e a Roller.